Ok, buonasera a tutti. Io spero di trovare la forza di superare questo momento così drammatico, ma la vita va avanti, bisogna reagire. Abbiamo voluto creare questo momento così di riflessione, questo momento così di meditazione per ricordare queste 23 anime che sono morti in maniera così tragica, e soprattutto abbiamo perso un nostro caro amico, un bravo ragazzo, Antonio Summo. Vorrei che non è stato facile, ho vissuto la settimana più drammatica della mia vita, perché sono quelle cose a cui non riesci a darti una spiegazione. Io poi che ho 2 figli che viaggiano, ho 28 anni di Bari Nord, pensate un po', fra scuola, lavoro e conservatorio, 28 anni, quindi è una linea che con i suoi pregi e con i difetti, ma nel 2016 non è possibile che questo percorso non sia munito di sistemi di sicurezza, insomma. Allora adesso è inutile, non ci resta che il silenzio. E stasera abbiamo voluto dedicare questo momento e abbiamo voluto fare parlare la musica, perché io mi vedo ancora Antonio avanti, l'ho tenuto 3 anni a scuola media, insomma, con la sua clavietta. Antonio, impegnati altrimenti. E la mamma mi suggeriva adesso, io lo chiamavo sempre il pianista, tu sei il pianista, suona il pianista. E quindi mi ha ricordato questa cosa qui, perché nella confusione avevo perso pure i punti di riferimento. Un bravo ragazzo. E adesso stasera cantiamo e suoniamo per lui, che ci possa ascoltare, e insieme stasera suoniamo insieme stasera con Antonio. Facci compagnia per questa sera. Ok.